Santa Lucia di Piave ha di fatto una particolarità, direi quasi singolare, forse unica. Oltre alla fiera che viene celebrata dall'amministrazione comunale ogni anno, sono circa 1450 anni, c'è anche la fase che fa da preludio, direi importantissima, con la rievocazione storica. È uno scrigno dove custodiamo gelosamente pezzi della nostra storia, che parte dal basso medioevo fino anche ai nostri giorni, e grazie a questo comitato di fatto ci c'erano processi culturali straordinari, perché se oggi grazie a loro siamo il primo gruppo nel Veneto e tra i primi 10 in Italia, vi è da fare un grande applauso a tutti i volontari, sono oltre 300 che lavorano praticamente 365 giorni all'anno per portarci questo prodotto culturale straordinario che fa di Santa Lucia, ripeto, una nicchia davvero singolare e dove tante persone possono venire a vedere cos'era il Medioevo e come viene espresso in tutte le sue varie forme. E noi con i francesi abbiamo anche un gemellaggio che è stato realizzato nel 2005 con Castaneto Lausanne, insomma con gli amici transalpini c'è questo grande senso di amicizia e di appartenenza, e in tutte le manifestazioni noi coinvolgiamo sempre più persone, sempre più associazioni. Voglio ricordare che la risultante di questo grande circuito è la somma della disponibilità di 40 associazioni, non solo di Santa Lucia, come a testimoniare, per dire che per realizzare una realtà così significativa e rilevante c'è bisogno della disponibilità di tantissime persone, cosa che avviene a Santa Lucia.